Oggi andremo su PixArt e farò un tutorial come praticamente fare una fotocopertina. Ho sbagliato anche questa volta l'intro, sono una scema. Rifacciamo. Ciao tesori, oggi andiamo a fare una fotocopertina, un tutorial. Allora, per prima di cosa dobbiamo avere PixArt, questa che si chiama PixArt. È semplicissimo, raga. Basta avere PixArt. Scusate se tengo pure un nome del mio gruppo, ok? Bisogna avere PixArt. Poi scegliete la foto che volete, se si carica qua PixArt. Dai, caricati! Dai! Raga, no, raga, dai, non si carica. Aspettiamo fino a domani. Ok. Ok. Allora, praticamente io andrò a fare una fotocopertina ovviamente per Charlotte. Ovviamente voi sapete che Charlotte è la mia idola, quindi va benissimo. Allora, prendo su questa crocetta qua, viola rosa, cioè, dopo ovviamente aperto l'app, ovviamente. E aspettate che sono un po' imbranato il mio telefono, però, oppure l'app è un po' impranata, non lo so. Ti mando anche un messaggio, yeah, che bello. Allora, voi decidete una foto per Charlotte, quella che volete, quindi io non so quale scegliere. Un attimo raga, tengo altre foto, fatelo zitto, cose così. Provo di fare di Charlotte, che è la mia idola. Lei è la mia vita e il mio tutto. Ok, non la pubblicherò perché qua ho foto che già ho fatto come foto copertina, quindi... Ok, che foto scelgo? Vabbè, scegliamo questa che ce n'ho tante di queste. Quindi. Aspettiamo che si carica, che si mette. Allora, dopo che cliccate la foto, se si carica qua però, oppure fate... Ma che è successo? Raga, non viene così. Ah, ok, ecco. Quando dopo cliccate la foto, se si carica presto, vi esce questa schermata. Questa qui. Allora, poi io vado su adesivi. Vado qua su cerca. Io voglio mettere uno sfondo di tutti i colori, non so dire come si chiama, però di tutti i colori. Aspettate, questo è carino, è uscito oggi? Sì, mi sa che è uscito oggi, raga. Aspettate, si carica qua sulla... Ok. Visto che a me, devo pure la batteria scarica, visto che a me non piace la foto così, si deve vedere bene il serrato, lo facciamo preciso, ok? Così, guardate. Il bordo, vedete? Lo sfondo solo. Invece c'era, si deve vedere bene. Aspettate che io sto ritagliando qui il tutto. Qua. Ok. Poi qui, vabbè, poi togliete, cioè, fate vedere tutta Charlotte. Cioè, la vostra idola, quelle che volete, oppure voi. Che volete far vedere, ok? Io lo faccio vedere Charlotte qua. Ok, lo sfondo è fatto. Andiamo su questa freccettina, clicchiamo e è fatto. Clicchiamo un'altra volta su quella freccettina e si clicca. Ok, ora ce l'avete, avete messo lo sfondo. Però ora devo fare altre cose. Io vado su pennelli. Un attimo, ok? Potete mettere quelle cose che volete voi. Metto un bordo coordinato. Cioè, non lo so dire, va bene? Però di tutti i colori. Ok. Allora, guardate. Eh, Questo è tutto. Poi, dopo già salvate questa cosa,
Ok, dopo averla salvata, cioè io vado a togliere solo adesivi, io però vado a mettere dei cuoricini sopra la testa, cori. Allora, qua ci sono tutti i cuoricini. Un attimo, raga. Allora, io voglio scegliere i cuoricini per la testa. Mettiamo questi, che per me sono molto carini. Se escono. Grazie, cuoricini. Questi, voi fate la grandezza della testa che volete qua. Io ho fatto così. Ok, per me la foto è finita, soltanto che devo mettere il nome della mia fanpage. Ovviamente già lo sapete voi, a me lo credo. Cioè anche su YouTube c'è scritto Rottina basso Matica basso Princess. Che colore io lo metto? Aspettate ragazzi, decise. Viola dai. Allora ragazzi, ditemi se vi piace e nulla. Aspettate che la salvo. Che poi non so se poi la pubblico, però poi vediamo. Allora, datemi a seguire su Instagram, mi chiamo sempre Basso Princess, che là forse pubblicherò la foto e la tengo tipo un sacco di post su Charlotte ovviamente e niente. Ciao!